Pronti? 1, 2, 3. Va a condurre UFO Gius SM nei confronti di Azzolina Rec all'esterno, progredisce subito Alvaro. Sul finire della curva insiste nella sua offensiva Alvaro e passa a condurre il favorito dunque al comando dopo 250 metri di gara. UFO Gius in scia, all'esterno rimane invece Zar Parlante, lungo la corda c'è il numero 2 Azzolina Rec che precede Axel Nib e via tutti gli altri, con il leader che continua a condurre nei confronti di UFO Gius SM i primi 600 metri in 47,1. UFO Gius in seconda posizione davanti ad Azzolina Rec ed Axel Nib. Percorsi esterni è rimasto invece il numero 5 Vaumar, e gli 800 vengono completati dalla testa in 1-2,5. Alvaro sempre leader, Vaumar all'esterno di UFO Gius, poi percorsi esterni anche altri concorrenti, vediamo Tommy e Boston Trio. Intanto il chilometro in 1:18,7. Ora secondo passaggio davanti alle tribune con leader sempre Alvaro che si trascina UFO Gius SM, all'esterno è Vaumar che si trascina Tommy con in schiena a sua volta Boston Trio, poi anche Splendeur Joyeuse in ultima posizione, all'esterno invece Brillantissim. Cavalli che sono sulla penultima piegata, sempre condotti da Alvaro. UFO Gius in seconda posizione davanti a Azzolina Rec. Vaumar sempre percorsi esterne ma sta calando e prova allora a venire via Boston Trio. Boston Trio scatta a 500 dalla conclusione, cerca di portarsi sui primi ma a questo punto Alvaro accelera di scatto. Ora spara un parziale in 14,3. Boston Trio comunque cerca di avanzare, seguito da Splendeur Joyeuse. Intanto UFO Gius SM sempre in schiena ad Alvaro che entra al comando addirittura d'arrivo. Sta facendo un numero anche Splendeur Joyeuse che è all'esterno e ora sprinta a centropista. All'interno si lancia UFO Gius SM, finale con UFO Gius e Splendeur Joyeuse alle prese. Nelle battute conclusive passa e vince il numero 3 UFO Gius SM davanti al numero 13 Splendeur Joyeuse, mentre per il terzo c'è da vedere fra Alvaro e forse Azzolina Rec. 1:16,9 il ragguaglio conclusivo, 29,6 a chiudere. Andiamo a rivedere le fasi finali dal vicino con UFO Gius SM e Carmine Piscuoglio che passano e vincono il secondo posto per il numero 13 di Splendeur Joyeuse, mentre per il terzo finiscono molto vicini Alvaro e Azzolina Rec, davvero vicinissimi. Ci sarà foto probabile per il terzo posto, quindi, mentre la vittoria è per UFO Gius SM, Carmine Piscuoglio, per conto del signor Vincenzo Venezia e della signora Francesca Consoli.